Buongiorno. Sono arrivati anche gli altri giornalisti. In piedi a voce alta, deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Grazie. Lei si chiama Simonetta Losi? Sì. Dove è nata? Sono nata a Melara, in provincia di Rovigo, il 5 settembre del 59. E dove è residente? A Sarteano, in via Umbria. Al numero? 2. Siena. Prego, le difese. Grazie Presidente, inizio io l'esame. Buongiorno signora Buongiorno. Losi. Intanto vorremmo sapere qual è la sua professione. Dunque, diciamo che ho fatto fino al 2006 con professionalità la cantante, ho iniziato molto giovane con orchestra, con mio padre e poi ho continuata con mio marito, la professionalità proprio totale era quella. Poi da qualche anno, da 2 anni circa, ho aperto un negozio di Yamamai in Val di Chiana, perciò la mia professione è quella, mi mantengo comunque il piano bar sempre a Chianciano Terme e poco però naturalmente, è più una grande passione che continua ad andare avanti e poi naturalmente con la conoscenza del Presidente qualche serata che viene fatta. Dopo ci arriviamo signora Losi. Lei ha detto prima con suo marito fa la cantante, chi è il suo marito? Mariani Danilo. Mariani Danilo. Dal 1982. Dal 1982. Conosce l'onorevole Silvio Berlusconi e se sì, quando l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto nel gennaio del 2006 quando con la nostra orchestra, e c'era ancora mio padre che tra l'altro era campione del mondo di fisarmonica, abbiamo fatto la serata del compleanno della madre a Palazzo Reale, però eravamo stati chiamati per questa serata, perciò io non lo conoscevo, l'ho conosciuto in quella serata lì quando ho chiesto una foto e lui molto gentile è venuto a fare una foto con noi, ha scambiato 2 chiacchiere con mio padre, da lì abbiamo iniziato questa collaborazione artistica, diciamo. E questa collaborazione artistica in che cosa si è estrinsecata? Si può descrivere esattamente di cosa si trattava? Diciamo che mio marito poi essendo pianista completo è stato chiamato inizialmente proprio per accompagnare, cioè per fare un po' di musica durante le cene. Ho avuto purtroppo in quell'anno, nel 2007, che mio padre è mancato, perciò io mi sono assentata da tutto ciò che era la musica e poi ho ricominciato con lui, abbiamo mantenuto diciamo mio marito sempre con il Presidente a fare, quando faceva delle cene aveva bisogno di un po' di sottofondo musicale e poi passato un po' il dolore ho ricominciato anch'io a cantare con mio alla marito. difesa interessa approfondire un determinato periodo Sì. di tempo tra il 2009 e il 2010. Lei in quel periodo ha avuto occasione di partecipare a pranzi, cene presso la residenza di Arcore dell'onorevole Berlusconi? Sì, ho fatto diverse cene sempre con mio marito dove cantavamo durante questa cena, c'erano presenti a volte anche altri musicisti come appunto Mariano Apicella, come un'altra cantante, la Gemma, Filomena, altre di uno staff appunto musicale. Ecco, è mai successo che lei si sia recata ad Arcore, quindi come cantante, senza suo marito, cioè da sola? No, mai. Quindi sempre in compagnia Sì. con suo marito. Riesce a far mente locale con riguardo a questo periodo specifico 2009-2010 sulle date in cui lei con buona probabilità può essere stata presente? È molto difficile. Magari se cita un ordine di grandezza, una volta, 5 volte, 10, 20. No, diciamo intorno, cioè se escludiamo il mese di dicembre, il mese di agosto che sono i mesi dove magari si fanno un po' più di feste, diciamo nell'ordine di una decina all'anno, circa, adesso non ricordo esattamente. Che poi magari capitava qualche cena che facevamo anche al Gennetto perché magari c'erano degli incontri politici un po' più grossi. Ho capito. Senta, la sua attività di cantante si esplicava
Durante la cena, nei dopo cena, nei pranzi? Allora, durante la cena, perché diciamo che la cena si svolge così, nel senso che il Presidente monopolizza un pochino tutta la cena, in quanto è l'accentratore è lui, nel senso che comunque racconta dei fatti del giorno, racconta episodi, racconta aneddoti di quello che ha fatto e che non ha fatto, intervallato da qualche barzelletta, e poi durante l'arco della cena ci chiede: per cortesia Simonetta, mi fai ascoltare questa canzone? Quindi a richiesta? Sì, a richiesta, e siamo tutti seduti e appunto lui ci chiede, la maggior parte delle canzoni che mi chiede sono i migliori anni, perciò gliela faccio sempre molto ben volentieri. E poi vabbè, altre canzoni che chiede sempre lui, classiche, a mio marito o a Mariano, quelle napoletane che fanno insieme. Ho capito. Senta, più o meno il numero dei partecipanti a queste cene, quali era, se ricorda? Allora, diciamo da un minimo di 5 persone a un massimo di, io mi ricordo, un 25-30. Certo. E la preponderanza degli ospiti era maschile o femminile, oppure c'erano serate diverse? C'erano serate diverse, comunque sono sempre stati misti, non c'è mai stata una prevalenza femminile o una prevalenza maschile. Cioè, forse qualche volta sì, quando erano meno, è logico, magari c'erano più persone di un sesso o dell'altro, però abbiamo avuto cene con imprenditori, con politici, con ragazze, cioè con ospiti, erano amici, diciamo, che... Ha potuto notare durante queste cene la presenza di ospiti femminili palesemente minorenni? No, mai. Ricorda il nome di qualche partecipante a queste cene? Allora, diciamo che io, proprio anche per il ruolo che rivestivo, sono sempre stata abbastanza nel mio, nel senso che non ho mai avuto grossi contatti con le persone, però se lei si riferisce a un pubblico cioè agli ospiti un po' più femminili, dice? Sì, o anche maschili, a maschili, che ricorda. Certo, vabbè, mi ricordo maschili, c'è stato anche l'imprenditore Polidori che conosco, oppure tanti altri imprenditori che comunque sono stati lì presenti a Se cena. ricorda i nomi magari è meglio, giusto per non stare sul Francesco. generico, se glielo dico. E dopo? E poi, vabbè, per quello che riguarda il femminile ricordo la Barbara Fagioli, la Barbara Guerra, la Nicole Minetti, e poi, vabbè, maschili ce ne sono stati diversi, vabbè, da Giorgio Puricelli, poi ricordo un altro imprenditore Tartaglione, ma non mi ricordo il nome. Adesso magari Emilio Fede, per esempio, l'hanno Sì, visto? certo, il direttore, sì, l'ho visto, il direttore La Licia Emilio Fede. Ronzulli, Sì, la Licia Ronzulli, suo marito, Renato. Senta, durante queste cene, nella cena, o poi parleremo anche di dopo cena, ha mai potuto notare atteggiamenti di chiara connotazione sessuale? Non li ho mai assolutamente visti. Non ha mai visto ragazze con il seno fuori, No. ragazze che fossero prive di biancheria intima? No, assolutamente. L'abbigliamento Interrompiamo magari... solo un attimo perché ci sembra di capire che c'è un giornalista che la vorrebbe fotografare. Lei ha nulla in contrario a essere fotografata? No. Prego. Grazie Presidente. Ma, vabbè, dicevo, poi parleremo del dopo cena. La sua posizione durante la cena, dove lei cantava, se può descriverci un attimo, a parte Certo. la sala, ma proprio la sua posizione, quindi per valutare quello che lei poteva vedere e apprezzare che succedeva. Sì, diciamo che noi musicisti eravamo sempre seduti nel fondo del tavolo perché eravamo vicini alla postazione della strumentazione, della tastiera, e dove poter essere subito pronti per cantare, per avere il microfono in mano, per non fare tutto il giro della sala e arrivare lì. Perciò era proprio in fondo al tavolo, seduti Quindi accanto che alla tipo tastiera. di prospettiva aveva rispetto agli astanti? Avevo, vabbè, il tavolo consideriamo che è un tavolo ovale, Sì. molto lungo. Quindi era lei dal lato corto? Ero nel corto in fondo Ho praticamente. capito, quindi lei aveva la prospettiva Per così. Benissimo. Dove di solito il Presidente siede alla destra del centrale di questo tavolo. Ho capito.
Senta, nel dopo cena lei ha mai avuto la possibilità di cantare? Sì, sì, tra l'altro ricordo un aneddoto che ero sparita un attimo per andare sopra e mi hanno richiamato dal sotto perché volevano che cantassi. Perché per andare sopra? Perché ero andata in bagno. Ah, ecco, scusi, no, pensavo. Se ci può descrivere dove si svolgeva il dopo cena e quindi dove lei ha cantato Sì. in queste occasioni? Allora, giù in questa taverna che è comunque ha due postazioni, c'è prima il teatro, questo teatro grande, dove si scendeva a vedere, abbiamo visto diverse partite, abbiamo visto anche i filmati del Presidente quando era in America, dell'Assemblea, abbiamo visto tante cose, ci faceva vedere ai suoi ospiti, gli faceva piacere far vedere tutto questo. Abbiamo visto dei film, mi ricordo l'ultimo che era simpaticissimo, 7 kg in 7 giorni, me lo ricordo proprio perché è stato proprio il film che abbiamo visto per ultimo, mentre nella parte destra c'è una piccola sala adibita un po' più, se vogliamo, a discoteca, dove Ce la può descrivere questa sala? è una sala con delle luci che ha dei tavoli, delle piccole poltroncine giro giro in questo cerchio, poi accanto c'è un piccolo bar e una Lei dove console si per la posizionava? musica. Esatto. Io al centro, perché comunque quando uno canta lui vuole che cioè giustamente tutti sono seduti e ascoltano, e perciò cantavo al centro di questa sala, E quando non cantava lei dove si posizionava? seduta in una delle poltroncine lì. Ah, ho capito, quindi come se fosse anche lei una spettatrice di quello. Certo, che un ospite, lui considerava tutti comunque ospiti, che io sia comunque una cantante o meno, sono comunque un ospite sua. Senta, c'era qualche particolarità in questa sala da discoteca? Cosa intende? Qualcosa al centro? Se insomma? vogliamo il palo c'è, sì. Senta, e l'attrezzatura tecnica che voi utilizzavate per suonare, per cantare, ve la portavate tutte le volte oppure era presente già in sede? No, è già presente in sede. Era già in loco? Sì. Ecco. Senta, l'onorevole Berlusconi in questa sala dedicata al dopo cena, dove si ballava, si guardavano film, come lei prima ha detto, è rimasto mai da solo per le volte in cui lei c'era con gli ospiti, senza di voi, senza i camerieri, per quello che lei abbia potuto No, apprezzare? noi siamo sempre stati lì, anche perché siamo gli ultimi comunque a uscire da questa sala, perché magari lui saluta gli ospiti sopra e poi noi chiudiamo, spengiamo e smontiamo le cose che sono da smontare. Certo, ma l'onorevole Berlusconi, sempre in queste occasioni in cui lei era presente, se ricorda, lei ha mai chiesto di andare via, che voleva rimanere da solo con i suoi ospiti? No, mai, successo? non è mai successo questo. Senta, nel corso di questo dopo cena, in questo locale discoteca, ha mai potuto assistere a spettacoli di spogliarello, totali o parziali? In mia presenza non è mai successo niente di tutto questo. E ad attività di toccamento tra le persone che ballavano, tra le ragazze che ballavano e l'onorevole Berlusconi? No, mai, anche perché lui sta seduto, se no diciamo si alza e chiacchiera con gli ospiti, però non ha mai assolutamente ballato, perché io da quando lo conosco non ho mai visto ballare né fare atteggiamenti un po' sensuali verso altre ragazze o persone. Senta, lei ha mai visto persone palesemente ubriache o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante queste serate in cui lei era presente? No, io non le ho mai viste. Sono magari persone un po' più allegre, devo dire di sì, ma forse un po' più per farsi notare davanti a un personaggio importante comunque come il Presidente. Quindi per farsi notare cosa significa mentre si balla oppure in altre occasioni? No, mentre ballavano, così un po' più... Ho capito. Senta, lei poi ha detto... Un po' più, finisca le frasi. Un po' più allegre, un po' più magari per farsi notare che sono delle belle ragazze, magari c'era qualcuna che voleva primeggiare magari sulle altre, ecco. E in che cosa consisteva questo primeggiare? Se magari ci può descrivere così capiamo anche No, noi. ma a livello di ballo, a livello di movimento, ecco.
ma non ho assolutamente mai visto degli atteggiamenti proprio magari provocatori o sensuali da parte nemmeno delle ragazze. Senta, lei quando ha finito il suo lavoro, lei e suo marito, perché era sempre in compagnia di suo marito, lei ha detto che chiudevate la musica per ultimi e andavate via. Rimanevate a dormire presso la residenza a Arcore oppure tornavate a casa vostra? No, abitando lontano dormivamo sempre a Arcore. Quindi finita la serata vi Sì. fermavate a dormire, avevate una stanza Sì. per voi? Si ricorda dov'era la sua stanza, in che parte della villa? Sì, la mia stanza è praticamente salendo 2 piani e abbiamo una stanza adibita. Adesso la struttura è comunque si sale 2 piani e poi si scende una scaletta e ci abbiamo la nostra stanza. Senta, ha mai conosciuto una ragazza di nome Ruby, lei, in queste occasioni in cui era presente? Io non la ricordo assolutamente, cioè non l'ho proprio conosciuta. Lei ha potuto fare la cantante anche in altre residenze dell'onorevole Berlusconi oppure solo ad Arcore? No, anche in altre residenze, sia in Sardegna, sia a Grazioli, ho fatto a Villa Gernetto anche. Senta, la tipologia della serata, cena e dopo cena, per quello che lei ha potuto apprezzare, era sempre la medesima oppure a seconda della residenza cambiava? No, più o meno era sempre quella. Dipende poi anche dall'ora, perché a volte non scendevamo nemmeno giù perché magari l'orario l'ora era tarda, perciò se era, non so, ad esempio la domenica finivamo molto presto, se magari era un sabato potevamo anche scendere giù, ma per poco, ecco. Ecco, se lei ricorda l'orario in cui terminava la serata. Ma consideriamo che la cena iniziava sempre intorno alle 10 qualcosa, perciò se era una giornata dove il giorno dopo c'era da lavorare, finivamo lì la cena verso 00:30 circa. Invece se scendevamo un pochino giù potevamo fare l'1:30, le 2. Durante il dopo cena, se lei ricorda, oltre a voi che cantavate e oltre agli ospiti, chi era presente? Nel dopocena? Sì, nel dopocena. Beh, gli ospiti che sono su ci rimangono sempre fino alla fine della serata. E camerieri, Sì, personale di sicurezza, lei ricorda se c'era personale di sicurezza? Il personale di sicurezza so che c'è sempre, però io non so in quale posizione stanno, se sono fuori, perché magari durante la cena ci sono i camerieri e gli ospiti e noi, perciò non so se sono fuori. Per quello che riguarda la sicurezza so che ci sono. Nel momento in cui lei non cantava e quindi ha detto si sedeva su queste poltroncine come spettatrice, ha potuto assistere a coreografie, balletti musicali e se sì di che tipo? Se può descriverci? Allora, io se vogliamo considerarlo il balletto è questi balli latini che vengono fatti in gruppo come io, quelli per quando ero presente sì, lei io. racconti solo quello che ha visto per quello che ho direttamente. visto io, i balli latini che, come posso dire, la bomba, il giorno del swing, questi balli che si fanno, balli di gruppo latini, questi li ho visti. Ha visto qualche altra tipologia di balletto, magari con particolari costumi indossati dalle ragazze? No. No, quindi solo questa tipologia. Ha visto se magari al termine di questi balletti latinoamericani le ragazze si siano in qualche modo denudate o abbiano fatto approcci sessuali espliciti nei confronti dell'onorevole Berlusconi? No. E ha mai visto l'onorevole Berlusconi avere atteggiamenti esplicitamente sessuali, quindi toccamenti del seno o del gluteo nei confronti di qualcuna delle ragazze che gli si sia avvicinata? No, mai. Io questo Per non l'ho quanto- mai visto per quanto mi riguarda. Il dottor Berlusconi in questa saletta si sedeva sempre nello stesso
nella stessa postazione, nella stessa seggiolina, poltroncino, oppure mutava per quello che lei ha potuto apprezzare le volte che era presente? Allora, per quello che riguarda il teatro, cioè dove si guardavano i film, più o meno è sempre la solita posizione che è nella fila centrale, e nell'altra parte un po' cambiava, però le volte che c'ero io me lo ricordo sempre nella zona a destra centrale. Quindi più o meno aveva sempre lo stesso... Sempre la stessa visuale. Ecco, adesso veniamo a un episodio specifico. Si tratta di una serata avvenuta il 22 agosto 2010, per quello che è stato accertato durante il dibattimento. Lei provi a fare mente locale e a cercare di ricordare se lei in quella data poteva o meno essere presente, perché poi le farò delle domande specifiche. 22 agosto 2010. Mi sembra di sì, cioè forse ero presente. Allora magari in aiuto... Cioè Sì, le lo contestualizzo. Ecco, No, lei perché- contestualizzi prima lei, perché faccio secondo fatica. lei forse era presente? Perché ho letto il discorso di questo 22 agosto legato a un episodio di due ragazze, se non sbaglio, perché potrei anche sbagliare, le due ragazze di Torino, è possibile? Se è legato a questo episodio, mi ricordo che ero presente perché mi sembra di aver letto un articolo di queste ragazze dove dicevano che c'era una signora bionda matura che cantava. Ecco, solo per questo, se è legato a questo episodio. io veramente volevo contestualizzarlo in un altro modo, signor Presidente, poi lei valuterà, e cioè la serata del trofeo Berlusconi, della partita che ci fu a San Siro. Volevo sapere se la signora ha partecipato, ha assistito a questa partita e se poi poteva narrarci come si è sviluppata la serata, quindi a partire dalla partita, se è possibile. Lei ricorda di essere mai stata nell'anno 2010, in particolare nel mese di agosto, a San Siro a Sì. vedere una partita del Sì, trofeo ecco, Berlusconi? adesso ricordo se era questo, sì. Lei si ricorda quindi di aver visto questa partita? Allora ci spieghi la serata, com'è andata, il pomeriggio? quando è Allora, iniziata la partita, diciamo cosa è che successo? sì, sono arrivata là proprio per il discorso della partita e siamo arrivati in elicottero a San Siro, siamo andati là, ero insieme tra l'altro con l'onorevole Rossi, che poi dopo un po' che è iniziata la partita si era sentita poco bene, perciò sono rientrata ad Arcore con lei in taxi perché non stava bene, mi ricordo che era veramente molto molto caldo. Ho capito, quindi l'ha accompagnata in quell'occasione prima della fine della partita? Sì, siamo tornati ad Arcore perché stava male, mi Si ricordo ricorda più questo. o meno l'orario in cui siete tornati indietro? No, adesso non ricordo, però non so che ora è iniziata la partita, cioè dopo poco, proprio dopo una mezz'oretta, circa 40 minuti siamo venute via perché stava male, allora l'ho accompagnata. Quindi allora siete tornati ad Arcore, adesso Sì. racconti quello che ricorda di quando ritornate e come si è sviluppata la serata. Adesso se è legata a questa serata qui, penso che sia legata a questa serata, Ce lo deve dire lei. io penso di sì, non lo so, Se non mi lei- ricordo. Allora, se lei ricorda di essere andato al trofeo Cioè, Berlusconi... questo mi ricordo, ma quante non volte è c'è il trofeo Berlusconi? una volta l'anno, lo so. Certo. Ricorda la serata che è seguita al trofeo? Allora, se è, come dico, non vorrei La sbagliare. domanda è: ricorda la serata che è seguita al trofeo? Sì. Ce la può raccontare? Allora, diciamo che abbiamo fatto questa cena e come tutte le solite cene abbiamo scherzato, il Presidente ha sempre accentrato questa cena su di lui e ci sono state queste due ragazze che ho visto, che erano lì, c'era anche il dottor Fede e basta, cioè, ecco, questo per noi è stata una serata normale, una cena normale come le altre, siamo scesi giù, poi normalmente abbiamo assistito, abbiamo fatto un po' di musica, abbiamo scherzato come tutte le altre cene. Senta, però io volevo chiederle questo: quando lei torna ad Arcore con l'onorevole Rossi,
E che cosa ha fatto lei? Rimane con l'onorevole Rossi oppure si allontana per altre incombenze? Che cosa ha fatto lei? Fermiamoci qua, perché dare sempre l'alternativa alla testimone è comunque un indirizzo che tende a suggerire. Va bene, allora ci dica che cosa ha fatto lei. No, l'onorevole Rossi è andata in camera e io sono rimasta nella mia camera. Ho capito. E quindi quando Perciò siamo quando scesi nel momento della cena. l'onorevole Berlusconi nel frattempo era arrivato oppure no? Lui entra, noi siamo già giù in postazione, nel senso che lui, cioè siamo già nella sala che lui entra, ecco. Che cosa ricorda di queste due ragazze di cui ha parlato prima? Allora, mi ricordo che erano una ragazza, una bionda e una mora, e delle belle ragazze, mi sono state presentate come delle finaliste, se non sbaglio, a Miss Italia, e sono state lì durante la cena, erano molto tranquille, molto serene, e ecco, riguardo anche al discorso che è passata questa statuetta di legno molto simbolica, ecco, ricordo questo, ecco. Ci può descrivere esattamente questa statuetta? Se lei l'ha vista naturalmente la ricorda. Sì, l'ho vista in una posizione anche, come le dicevo prima, un po' più distante, però per quello che ricordo è una statuetta di legno di circa 30 centimetri, che era una cosa proprio originale, che l'aveva portata un cameriere dall'Angola, se non sbaglio. Ma aveva una particolare caratteristica questa statuetta? Aveva un meccanismo che praticamente, pigiando questo meccanismo, era più uno scherzo, pigiando questo meccanismo si vedeva il pene di questa statuetta. Ha visto, mentre veniva mostrata questa statuetta, qualche atteggiamento sessuale, in particolare da parte delle ragazze? Assolutamente no, tutte ridevano. Quindi a questa la cosa. reazione è stata una risata? Una risata, e poi tra l'altro è stata proprio una cosa di pochi minuti, proprio per far vedere com'era questa statuetta, questa particolarità. Lei ha avuto modo di parlare con queste due ragazze? No. Si ricorda magari come erano vestite? No, l'unica cosa che ricordo è che comunque le ragazze sono sempre vestite in abbigliamenti abbastanza dei tubini, sempre con tacchi alti, sempre comunque molto appariscenti, diciamo, come ragazze. Si ricorda se una di queste aveva un particolare accessorio dell'abbigliamento che la connotava rispetto alle altre? Non ricordo. Non ricordo. Durante la cena è successo qualcosa di particolare, nel senso qualche atteggiamento sessuale da parte delle ragazze, qualche toccamento da parte dell'onorevole Berlusconi nei confronti delle ragazze? Guardi, a cena non avviene mai questo, non l'ho mai visto. Qualche balletto fatte dalle ragazze durante la cena? Qualche canzoncina cantata? L'unica cosa che facciamo, che a volte succede, che le ragazze, che le ospiti lo possono intonare, sono meno male che Silvio c'è, il pezzettino che facciamo, ma è più una cosa simpatica, ecco, che facciamo quando insomma siamo tutti insieme. Si ricorda se una di queste due ragazze al termine della cena abbia accusato un malore? Una delle due, una mora e una bionda, si ricorda? No, non ricordo, assolutamente. Non mi sembrava. Dopo la cena la serata come è proseguita? Ce la può descrivere? Dopo la cena siamo scesi giù e abbiamo cominciato a fare musica, abbiamo cominciato a Quindi anche lei ha cantato? No, io non ho cantato giù quella sera, ho cantato solo su. Giù c'è stato un po' di musica da discoteca e abbiamo cominciato a ballare. Chi metteva la musica da discoteca? Mio marito. Si ricorda chi era presente nel dopocena? Dopo cena mi ricordo il dottor Fede, mi ricordo,
Poi di che c'è? ragazze, oltre a queste 2 ragazze del concorso di Miss Italia? Chi è? Faccio un po' fatica a ricordare Non chi ricordo. c'era presente, perché saremmo state, non so, una decina forse. Anche in questa occasione, che lei ricordi, ci sono state delle coreografie, dei balletti nel dopocena? No, in questa occasione non le ho viste. Quindi solo Ballavano, ballo sì, e libero. basta. Si ricorda se quella sera qualcuna delle ragazze, così nella foga del ballo, abbia tentato di coinvolgere queste 2 ragazze che partecipavano al concorso di Miss Italia? A me non sembra, non ricordo. Ma Diciamo, perché non ballavano queste non mi due sa- ragazze? No, non ballavano. Si ricorda se era presente Nicole Minetti quella sera? Non mi ricordo. Lei è stata ospite più volte ad Arcore. Lei sa, per averlo verificato personalmente, se le viene chiesto di lasciare telefonini e videocamere? Quali sono i sistemi di sicurezza all'ingresso ad Arcore? Questa è la domanda. Questa le faccio. Io non credo, perché i telefonini... No, scusi signora, mi scusi signor Presidente, più che non credo, io voglio sapere se a lei è stato fatto presente che c'è un determinato sistema di sicurezza e se sì, come viene esplicitato. Io questo non lo so, so che comunque i suoi ospiti per il Presidente sono molto importanti, sono sacri, perciò lui non vuole che le persone lasciano i telefonini, come magari potevano anche farlo, potevano chiedere la sicurezza di lasciare i telefonini e avere un po' più, però per quello che ricordo e che so che i telefonini non vengono lasciati. Lei lo lascia? No. Domanda che stavo facendo. Lei è mai stato chiesto, se sì, da chi, di non raccontare quello che accade durante le serate ad Arcore? Assolutamente no. Lei è mai stato chiesto esplicitamente di non scattare foto? No. Lei ha mai ricevuto regali dall'onorevole Berlusconi? Sì, come a volte a lui piace fare regali agli ospiti che sono presenti, anch'io quando siamo a tavola il foulard, il braccialetto o l'orologio, anche a me mi sono stati dati, sì. Che tipologie di regali preziosi, semipreziosi? Ma, no, le cose di braccialetti e di orologio qui sono tutta bigiotteria, devo dire la verità, e il foulard in seta. Ho capito. Lei sa se, quando è stata presente naturalmente, qualcuna degli ospiti si sia fermato a dormire ad Arcore? Questo non lo so perché noi siamo gli ultimi che chiudiamo, non so. Sa quante stanze ci sono, quante stanze da letto per gli ospiti ci sono ad Arcore? Non lo so. Cioè non mi sono mai soffermata a chiedere o a vedere. Ha mai visto consegnare delle buste contenenti denaro alle ospiti dell'onorevole Berlusconi? Senta, può descrivere l'ingresso alla villa di Arcore? Allora, per quello che riguarda l'ingresso dove entriamo noi, perché sono Sì. 2 gli ingressi, ce n'è uno centrale e uno laterale. Laterale c'è un portone di ferro verde dove naturalmente c'è la telecamera e c'è accanto una struttura dove dentro c'è tutto il corpo di sicurezza con le telecamere che vedono chi entra e chi non entra. Poi all'interno c'è una specie di piazzale lungo e poi noi entriamo dalle cucine. Ho capito, lei non entra mai dalla parte principale? No. Lei ha mai conosciuto una signora che si chiama Iman Fadil? No. Io ho terminato, signor Presidente, al momento. Il codifensore ha domande? Nessuna domanda, grazie. Prego,
Grazie signor Presidente. Signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei percepisce uno stipendio dall'onorevole Berlusconi? No, io ho il Viene mio... pagata a serata? No, io come le dicevo ho il mio lavoro, ho il mio negozio, in più mi mantengo ho anche delle serate di piano bar a Chianciano Terme, perciò dal Presidente Berlusconi per me prima di tutto è un piacere che ho, e lui mi ha fatto comunque, devo dire, come dicevo prima, dei regali che vengono fatti durante la cena. E Lei poi non percepisce stipendio? no, io non percepisco Né percepisce una retribuzione a serata. Il suo marito? Mio marito ogni tanto gli fa il regalo per la serata. Paga la serata? Sì. Paga la serata. Senta, concentriamoci un attimo sul 2010. Lei ha detto che si ricorda la serata del 22 agosto 2010, sulla quale torneremo. Si ricorda altre serate cui lei e eventualmente suo marito avete partecipato nel corso del 2010 ad Arcore o in altre residenze dell'onorevole Silvio Berlusconi? Nel 2010 abbiamo praticamente in Sardegna durante l'estate, magari qualche giorno di più facciamo, ecco, qualche serata un po' più... E ad Arcore? Partiamo da Arcore. È difficile 2010, oltre il ricordarlo. 22 agosto. È difficile ricordare quale altra serata, non lo so perché sono state... non ricordo, guardi le E serate. come mai si ricorda proprio quella del 22 agosto? Perché, come le dicevo, ho letto su dei giornali che queste ragazze qui, che avevo avuto modo di vedere, avevano detto che c'era appunto una signora bionda che cantava, e poi era collegata al fatto appunto di Miss Italia, che ero curiosa di sapere. Lei se le ricorda fisicamente queste due ragazze? Mi ricordo che erano due belle ragazze, una bionda e una mora, questo me lo ricordo. Senta, si ricorda altre partecipanti a quella serata del 22 agosto, oltre le due signorine che a testé menzionato, che poi sono Chiara Danese e Ambra Battilana? Altri nomi? Non sono certa di ricordarli. Quindi non è in grado di precisarlo? Non sono in grado di precisarlo perché le potrei dire che era presente, non so, anche la Minetti, che poi magari non c'era, non sono sicura di questo. Senta, mi dice chi sono, se se lo ricorda naturalmente, signora, abituali frequentatrici delle serate del Presidente, dell'onorevole Berlusconi, cioè chi sono le ragazze, i nomi delle ragazze che lei ha visto alle serate? Allora, ne ha fatti qualcuno prima? Sì, se ne ricorda altri? Quelle che io conosco, che ho conosciuto, appunto, la Barbara Fagioli, la Barbara Guerra e la Nicole Minetti, queste me le ricordo. Le ha viste? Maristel Polanco l'ha mai vista? Sì, una volta l'ho vista. L'ha vista una volta. Sì, di Senta, pomeriggio mi ricordo che... Ne ricorda altre? Ne ricorda altre? Una sera mi ricordo, però non so dirle quando, nel senso che Sì. le serate sono più o meno tutte simili. Mi ricordo la Cipriani, però non mi ricordo il nome, come si chiama? Vabbè, Non mi ricordo. Cipriani. E poi... Senta, ma lei signora, visto che, voglio dire, penso che sia un avvenimento importante per lei andare a casa dell'onorevole Berlusconi, non tiene un'agenda con le sue presenze presso Arcore per fare le serate? Non ha un'agenda in cui non ce No. l'ha? Perché lei fino adesso è stata in grado di indicarci soltanto la serata del 22 agosto perché si è riconosciuta nella descrizione che due persone hanno fatto di lei e che è affiorata sui giornali. Non ricorda altre serate, non ha un'agenda che la possa aiutare in tal senso. Dunque, io l'agenda per quello che riguarda le serate, non segno le serate, perché comunque magari vengo chiamata che mio marito è già su, mi dice vai, vieni. Mi ricordo una serata al Gerneto che abbiamo fatto nel periodo di febbraio con tanti ospiti, tanti politici, mi ricordo... cioè queste serate che vengono fatte anche con gli imprenditori, ma abbastanza normali, siccome sono tutte uguali, non è che io mi segno. E la serata del 22 agosto 2010 c'erano anche politici e imprenditori ospiti? No, mi ricordo del direttore Fede. Del direttore Fede. Lei ha mai visto Carlo Rossella, noto giornalista Mediaset, casa dell'onorevole Berlusconi in Arcore? No, l'ho conosciuto ma non lì. Lei ha mai visto Lele Mora alle serate di Berlusconi, dell'onorevole Berlusconi? L'ho conosciuto ma non ad Arcore. Ad Arcore non l'ha mai visto? L'ho conosciuto in Sardegna.
Torniamo un attimo alla serata del 22 agosto 2010. Mi corre l'obbligo di rappresentarle che Chiara Danese e anche Ambra Battilana, Chiara Danese è sentita il 7 maggio del 2012 dinanzi al Tribunale come testimone, ha dato una descrizione della serata totalmente opposta a quella che lei ha fornito qua. Però più che fare commenti vorrei essere autorizzato a leggerle alcuni passaggi che sono avvenuti in pubblica udienza, in cui, oppure li sentite... Signor Presidente, io anticipo quello che sarà il dire del signor Pubblico Ministero. Non credo che sia consentito dal nostro ordinamento processuale contestare e leggere esiti dibattimentali di altro testimone. Ma infatti il Pubblico Ministero non chiedeva di fare una contestazione perché in senso tecnico, ovviamente, come lei giustamente ha fatto notare, avvocato, non è esattamente consentito. Dopodiché era per aiutarsi, anziché fare un riassunto delle circostanze dette dalle testimoni per chiedere alla teste oggi presente se ricorda quegli episodi, per essere maggiormente fedele ha detto, e le leggo, se dopodiché la difesa non ritiene, il Pubblico Ministero se ritiene di riassumere e sintetizzare... Sì. Assolutamente. Innanzitutto una premessa. Lei è stata presente durante tutto il corso della serata, è corretto? Sì. Ho capito bene? Sì. Quindi era allo stadio col Presidente? Ero allo stadio con la onorevole Rossi. Con che l'onorevole poi... Rossi, arriva ad Arcore, cena, Sì, era seduta a tavola. sì, Bene. C'è stato un doposcena? sì. Dove? Giù, Giù. nella taverna, giù. Taverna adibita a discoteca? Sì. Quella col palo? Sì, Lei era presente? sì. Bene, quindi fissiamo questo punto. A tavola le ragazze che ho testé citato hanno detto che è circolata una statuetta da cui fuoriusciva questo pene sproporzionato rispetto all'altezza della statuetta e che è stato chiesto dall'onorevole Berlusconi alle ragazze di baciare il pene della statuetta simulando dei rapporti orali. Le risulta questo atteggiamento? Assolutamente no. Lei è sicura di non Sono aver sicura. commesso? Sempre le testimoni, in particolare faccio riferimento a Chiara Danese, hanno detto che durante la cena sono iniziati dei trenini con degli spogliarelli e poi le ragazze si avvicinavano a Berlusconi e a Fede, li toccavano, ovviamente nelle parti intime, e si facevano toccare. Lei ha visto questa scena? No, assolutamente no. Quindi esclude che sia avvenuta? No. Esclude che sia avvenuta? Escludo che sia avvenuta. A un certo punto è echeggiato questa definizione bunga bunga, l'ha mai sentita? Sì, bunga bunga perché è legata ad una barzelletta. Sì, ma le domando, signora, questo bunga bunga era legato anche a un contesto spaziale, ambientale, ovvero alla discotechina col palo? Cioè il bunga bunga era anche un gioco che si faceva lì? No. Un'attività che si faceva lì? No, è una barzelletta. È una barzelletta il bunga bunga. E poi non è c'era stato dato nessuna relazione tra questo bunga bunga e quel contesto Assolutamente. e le attività che ivi si svolgevano, è corretto? È corretto, il bunga bunga è stato poi così chiamata questa zona della discoteca, è venuta, cioè si chiama adesso perché è stata pubblicizzata come bunga bunga, ma non c'è nessun atto legato a questa... Ho capito, cioè sono i media, i giornali, Cioè. le televisioni, le ricostruzioni ad avere collegato questo nome a quel contesto. All'interno della discoteca... Non si avverte risposta, deve parlare perché viene registrato. Sì, Quindi? cioè Il praticamente... bunga bunga per lei non abbiamo capito. Il che bunga cos'è? bunga per me è soltanto un nome dato alla struttura dove avviene dove c'è la discoteca. Ecco, ma questo nome chi gliel'ha dato? È derivata da una barzelletta che raccontava sempre spessissimo il Presidente. E quindi alla fine chi gliel'ha dato il nome? Il collegamento tra la discoteca e il bunga bunga e questa barzelletta chi l'ha fatto? Io credo a questi punti... Se non lo so- sa, guardi, perché signora Losi... Ma non so perché è venuto fuori il nome bunga bunga legata a quella discoteca, cioè è sempre stata chiamata così, diciamo. Perciò può essere... Quindi lei nelle serate sentiva che si diceva bunga bunga No, e quindi si scendeva giù. no, si diceva andiamo giù al bunga bunga, ecco, si diceva questa frase. Ho capito. Signora, sempre secondo quello che dicono i testi citati, cioè
Danese e Battilana, all'interno del Bunga Bunga, della discoteca, vi sarebbero stati balletti erotici, spogliarelli, toccamenti lascivi tra le ragazze, l'onorevole Berlusconi e il dottor Fede e viceversa. Le ragazze toccavano loro due, gli anzidetti, toccavano le ragazze, e addirittura durante queste danze ci sarebbe stato un tentativo di coinvolgere le ragazze, tirandole a sé e anche toccandole. Le risultano queste scene che ho descritto? No. Quasi testualmente, anche perché ho di fronte il foglio. Assolutamente no, non le ho viste io. Lo esclude? Lo escludo. Lei c'era? C'ero. Lei c'era, lo esclude. Benissimo. Lei ha detto... Si dà atto che la testimone annuisce dicendo sì, perché non rispondi, Sì, signora. Grazie. sì, io c'ero. Escludo che io non ho visto questi atteggiamenti da parte sia del Presidente che del dottor Fede. Ma ha visto balli con No, ballavano. di seni, di natiche, Ma no. alzamenti di gonne, queste cose qua? Assolutamente. Assolutamente no. Né in quella serata né in altre serate, anche se ora sto parlando del 22. No, io non li ho mai visti questi atteggiamenti. Il 22 agosto 2010 lei è rimasta a dormire? Sì, Lei ha detto che va a dormire a fine serata, è a corretta fine la mia serata. sintesi? Sì, Sono rimaste a dormire delle ragazze quella sera? questo non lo so. Ma se lei va a dormire a fine serata... Ma io vado a dormire quando dentro nella sala non c'è più nessuno. Ho capito, però per sottrazione lei dovrebbe vedere gli ospiti che vanno via. O mi sbaglio? No, perché io sono... È la mia deduzione. Va bene, allora sentiamo la signora. Lei le risulta che qualcuno sia rimasto a dormire in quella circostanza? Non lo so, perché io non ne ho visto nessuno. Non l'ha visto. Essendo E- l'ultima ad andare via, non... Benissimo. Lei ha dormito ad Arcore quella sera? Sì. Ha dormito ad Arcore. Ed in altre circostanze lei ha visto qualcuna delle ospiti dormire ad Arcore, fermarsi ad Arcore? No, non le posso vedere io se dormono ad Arcore, perché come le dicevo, io essendo l'ultima ad andare a letto, io per me possono anche rimanere o non possono rimanere, non lo posso sapere. Va bene. Signora, senta, lei ha visto persone all'evidenza, direbbe qualcuno, minorenni nelle serate ad Arcore? No. No. Quindi lei, per esempio, è in grado di escludere che Chiara Danese potesse essere in astratto minorenne? All'apparenza non sembrava minorenne. Non sembrava minorenne No. Chiara Danese? Poi se era minorenne non lo so. No. Senta, lei ha detto che non ci sono controlli di nessun tipo sulle ragazze, sulle ospiti, è corretto? Sto dicendo che il telefonino alle ospiti non viene tolto, ecco, questo sì. Lei ha mai visto ospiti effettuare delle videoriprese col cellulare? Che io ricordi, O fotografie, no, mi scusi. però può darsi che qualche fotografia l'abbiano fatta, non lo so. Cioè ha visto, per esempio, nella discotechina detta Bunga Bunga, ha visto fare delle fotografie? No, io non ricordo questo. Non lo ricordo. Non lo ricordo, non... Senta, lei ha detto di non avere mai conosciuto Elma Rughe Karima intesa Ruby, è corretto? Come si chiama? Ruby. Mi scusi, Elma la Ruby, Rughe mi scusi, Karima non detta avevo Ruby. capito, No, mi scusi non avevo lei, capito. mi scusi lei, non l'ha mai conosciuta? No. Non l'ha mai vista, ma ha sentito parlare nel corso delle serate di questa Ruby? Ho sentito parlare da mio marito che mi ha detto che lui, siccome era presente, mi ha raccontato di questa ragazza che ha detto di essere egiziana, che appunto gli ha fatto vedere dal computer su YouTube, figlia di questa cantante egiziana, che gli ha fatto vedere il video. E non sembrava assolutamente minorenne, ma aveva detto che aveva 22-23 anni, gli ha fatto vedere la cicatrice e tutta la storia che già Il suo conosciamo. marito mi sembra che ce l'abbia detto questa cosa, anzi sicuramente, nel senso della testimonianza. Ma questo racconto il signor Mariani, giusto? Sì. Gliel'ha fatto prima di quest'udienza e in funzione dell'udienza o quando gliel'aveva fatto? No, me l'aveva già fatto prima, proprio dopo poco che era stata conosciuta, che l'aveva conosciuta, ecco. Che l'aveva conosciuta. E cioè quando, scusi? Esatto. Beh, adesso diciamo quando è successa poi la storia, che è venuta fuori la storia di Ruby, dice ma io questa l'ho conosciuta e mi ha raccontato la cosa. Ma ecco, Perché io non non riesce c'ero. a circoscrivere il periodo in cui lui avrebbe No. visto Ruby? Ecco signora, però da questo se ne dovrebbe dedurre che suo marito ha partecipato a delle serate in sua assenza? Certo, Cioè, capita che certo, Candido sì, Mariani sì. vada in sua assenza? Certo, a capita anche perché io avendo un altro lavoro, avendo comunque una famiglia e tutto, assolutamente. non posso essere sempre presente. Non può essere sempre presente. Senta,
sempre con riferimento invece alle ragazze, durante la serata, lei ha detto del 22 agosto, io non ricordo i nomi e probabilmente anche l'immagine di altre ragazze, ma non vi è un momento di interlocuzione, di presentazione durante la serata in cui dice piacere, io mi chiamo Tizio, io mi chiamo Caio, no? Sì, diciamo che all'inizio ci presentiamo, però io non memorizzo, cioè faccio molta fatica a ricordare i nomi e poi non avendo un altro colloquio con le persone non riesco a ricordarmi chi sono poi. Non mi ricordo neanche i visi a volte. Ma quella sera, lei ha detto che avete visto, vedevate dei film, prima ha citato anche il titolo di un film che adesso mi viene in mente, ma quella serata era una serata, come dire, a valenza politico-imprenditoriale, c'erano 22 agosto 2010, c'erano politici, imprenditori, intellettuali? No, come le dicevo è stata una cena abbastanza allegra, molto scherzosa e tra l'altro mi sembra che siamo andati giù che non era nemmeno molto presto perché abbiamo fatto la cena molto tardi. Perché era stato allo stadio. Infatti, e poi sì, no, mi ricordo che appunto c'era il dottor Fede, questo lo ricordo. Non ricordo se c'era anche Giorgio Puricelli, mi sembra di sì, però non vorrei sbagliare. Lei ricorda chi portò e se qualcuno portò a quella cena le due ragazze? No. Chiara e Ambra, intendo, le due ragazze. Non lo ricordo. Non ha visto le due ragazze particolarmente vicine nel senso di contiguità fisica proprio a una persona quella sera? No, mi ricordo che a cena c'era il dottor Fede e ai lati c'erano le due ragazze. Le due ragazze. Bene, non ho altre domande. La difesa vuole completare? No, signor Presidente, ho terminato, grazie. Scusi signora, lei ha detto che l'onorevole Berlusconi fa dei regali a suo marito in relazione a queste serate. Può dire che tipo di regalo e di che cosa si tratta? Allora, intanto perché lo chiama regalo? Cioè. Sì, allora intanto premetto che mio marito ha comunque, anche lui fa altre serate e scrive le colonne sonore per alcune fiction, perciò abbiamo già, cioè quello che è il nostro stipendio. E diciamo che ogni tanto gli può dare, ora non so, un regalo di 1.000 euro per la serata, ma questo avviene raramente, insomma, ecco, non è che avviene sempre per ogni serata che fa. Non siete neanche spesati? Cioè, quando lei dice che va in Sardegna nella residenza dell'onorevole Berlusconi, certo. Paga lei il volo piuttosto che il traghetto? Mi dica lei. Non ha neanche un rimborso spese? Certo che siamo spesati, questo sì. Sicuramente, cioè quando magari è logico il viaggio, quando ci spostiamo e tutto, sì, siamo spesati. Prego. Posso? Io volevo chiedere una cosa, signora. Voi avete venduto la casa recentemente? Sì. Chi è l'acquirente? L'acquirente è una società che fa capo al presidente Berlusconi. Al presidente Berlusconi. Quando l'avete venduta questa casa? Allora, dunque, iniziamo un attimo. E dov'è? Quando e dove? Allora, noi abitiamo in provincia di Siena, Sarteano. Sarteano? Sarteano, vicino a Chianciano Terme. E avendo così volevamo costruirci una casina leggermente più grande e mio suocero, venendo a mancare, ci ha lasciato in eredità il suo appartamento. Allora abbiamo iniziato a costruire questa casa un po' più grandina e questo nel 2000, sì, più di un anno fa. E non riuscendo però a vendere il nostro appartamento, questo appartamento l'avevamo messo in vendita per monetizzare, per riuscire, certo, per costruire l'altra, ma non riuscendo a venderla, abbiamo chiesto, si parla però già di molto tempo fa, un aiuto al Presidente, gli abbiamo chiesto se per cortesia ce la poteva prendere, poi adesso l'abbiamo già rimessa in vendita con altre agenzie e lui ci ha aiutato, ci ha detto subito di sì, in tutta... Va bene, e quando c'è stato il compromesso? Cioè quando l'avete venduta questa allora, casa? l'abbiamo alla venduta... società che farebbe capo Allora, diciamo che l'approccio è stato fatto circa un anno fa e poi abbiamo dovuto fare tantissimi fogli, certo, e l'abbiamo fatta a gennaio adesso. A gennaio del 2012. C'è stato il passaggio di proprietà o comunque Sì, tutto.
Bene, Adesso grazie. però l'abbiamo rimessa in vendita perché giustamente... È un appartamento, non una villa in Chianti, questo è un appartamentino a Sarteano. è un appartamento, sì, un appartamento, sotto c'è l'appartamento di mia suocera e sopra c'era il nostro. A Sarteano. A Sarteano. Grazie. Prego, avvocato. Solo su questo punto, grazie Presidente. Il valore di questo immobile, signora Losi? È un appartamento, è stato valutato, perché abbiamo fatto tra l'altro delle verifiche prima di venderla, è stato valutato intorno ai 200.000. Grazie. Appartamento vabbè, corridoio, cucina, camera, normale. Possiamo licenziare? Grazie signora, può andare. Grazie a voi.